Eccoci qua, cari telespettatori. Come preannunciato parleremo anche di lavoro, ma con la parte sociale, in modo particolare con il sindacato della CISL. Ben ritornato qui con noi il segretario generale della CISL di Padova Rovigo, Samuel Scavazzin. Grazie di essere qui con noi, segretario. Buonasera, grazie dell'invito. E allora parliamo con lei in modo particolare perché abbiamo visto le difficoltà del periodo, difficoltà che hanno riguardato tantissimi lavoratori, tante realtà aziendali più o meno grandi di diversi settori. E prima analizziamo un po' la crisi occupazionale. Voi avete fatto delle analisi, avete puntato l'attenzione più volte sul fatto che c'è un calo delle assunzioni, un calo dell'occupazione, principalmente donne, un 32% se non sbaglio, seguito subito a ruota dai più giovani. Già di giovani avevano difficoltà in sé per sé. Poi anche il fatto di uomini adulti di una certa età, però già in minore incidenza rispetto a questa situazione generale. E poi nuove modalità di lavoro che si stanno configurando con delle aziende già note che fanno delle... Vabbè, ci sono cose un po' particolari che dopo andremo a analizzare. Prima vediamo questo calo occupazionale. In che aree avete puntato l'attenzione in modo particolare? Che cosa è emerso? Allora, come diceva lei, donne e giovani sono stati più penalizzati. Cinicamente è anche normale, ovvero non è normale, ma manifesta, rappresenta al meglio le criticità del mercato del lavoro in Italia. Perché donne e giovani? Perché hanno purtroppo contratti precari. Quindi non hanno contratti a tempo indeterminato, hanno appunto contratti o a tempo determinato o stagionali o ancora a chiamata. E quindi sono i primi durante soprattutto quest'anno, questo anno e mezzo di pandemia, ormai che andiamo avanti e non solo, che hanno subito la questione che scada il contratto e rimangono a casa. Visto che il blocco di licenziamenti comunque c'è ancora, è stato portato avanti, e per chi invece, per quelle figure che hanno quei contratti a tempo determinato o comunque a scadenza, è ovvio che 99 su 100 non sono stati prolungati, e la maggior parte sono proprio donne e giovani. Quindi questo è un problema del mercato del lavoro in Italia, è un problema perché io mi affido in realtà in questo caso al ministro Orlando, che convochi le parti sociali affinché venga creato veramente un tessuto, una formazione tale che ci possa essere una vita lavorativa e anche quando uno rimane a casa dal lavoro avere dei sostegni economici, più che altro perché questo, a parte un ponte continuare sostanzialmente, no? Sì, nel senso anche rivedere, anche qua lo sto proprio dicendo, rivedere totalmente anche gli ammortizzatori sociali. Questo perché? Non per dare assistenza e basta, ma serve anche per rilanciare la spesa interna e quindi i consumi, perché è tutto un giro questa cosa, perché se la gente consuma ci può essere il commercio, ci può essere una ripresa ancora più stabile e tutto. Quindi queste persone che hanno perso un po', perché magari tanti che ci stanno ad ascoltare, il posto di lavoro, secondo lei donne soprattutto, hanno allo stato attuale delle possibilità di ripresa, di essere impiegate, oppure se hanno una certa età sono seriamente messe a rischio e quindi bisogna intervenire un po' a livello sistemico? Allora, sicuramente bisogna intervenire a livello sistemico. Qua in Veneto, c'è da dire la verità, abbiamo una delle migliori regioni per quanto riguarda le politiche attive. Quindi, che sarebbero, spieghiamo cosa sono le politiche attive sarebbe per chi ha perso il lavoro o magari per chi vuole entrare nel mondo del lavoro, nei centri per l'impiego, ma non solo, magari se vanno anche nelle sedi sindacali, noi abbiamo anche uno sportello lavoro, e possono essere indirizzati e fare dei corsi di aggiornamento, dei corsi di formazione. Io penso alla Perelle, è un esempio, è l'assegno per il lavoro, in cui ogni persona si iscrive per questo assegno per il lavoro, ha un credito formativo di tot euro e in base a quello gli fanno fare un percorso formativo e diciamo, il centro per l'impiego piuttosto che l'agenzia di somministrazione o chi per essi gli troveranno un posto di lavoro, perché hanno tutta la volontà di trovare, perché prenderanno, il guadagno è proprio quell'assegno per il lavoro che lo prenderà non tanto il lavoratore ma chi gli ha trovato il posto del lavoro, e in Veneto è molto usato e per questo noi riusciamo ancora
ancora a gestire bene, per fortuna, il mercato Quindi del lavoro. consiglio che chi adesso ha perso l'occupazione, anche se sono donne o giovani, di mettersi a contatto con questi centri per l'impiego che sono sostanzialmente gestiti dalla regione, Sì. oppure con i sindacati, Sì. perché anche il sindacato penso che Noi abbia... abbiamo uno sportello lavoro, quindi come Ok. CISL, Padova, Rovigo, noi ce l'abbiamo e quindi ci può contattare. E quindi poi si possono vedere, appunto, trovare dei corsi, anche dei corsi di riqualificazione, perché non è che se uno nasce... Ma funzionano, segretario? Ma allora, Perché c'è tanta perplessità da parte del CUI. Allora, no, sinceramente sì, è che purtroppo è che non sono numeri macro, ecco, quello no, però funzionano, perché comunque i corsi che fanno, anche perché sono a livello locale, quindi se uno abita a Padova ha corsi sul padovano, Rovigo, lo stesso. Poi attenzione, uno che abita a Rovigo può farsi anche un corso sul bellunese, ad esempio, quindi non è che se uno nasce lì, muore lì, per dire. Quindi la flessibilità di questi tempi qua, siamo nel 2021, è richiesta e ci sta, però deve essere una flessibilità sana, creata, ponderata e gestita, anche perché anche qua, quando io parlo di mobilità, è facile dire vabbè, me ne vado a vivere da un'altra parte, sì, però poi si entra tutto sul ragionamento, ci sono servizi adeguati, il territorio è pronto per accogliere, noi lo vediamo sul Polesine, che insomma non è proprio entriamo così. dopo a parlare del discorso del Polesine, Quindi, con una grossissima realtà. Volevo chiederle quest'altro aspetto, che molte aziende, molti imprenditori lamentano la difficoltà estrema nel trovare delle figure professionali e ricerca disperata, non c'è incontro domanda-offerta. Da un lato hai tanta disponibilità di un certo tipo di lavoratori, di figure professionali, di manodopera, chiamiamola come si vuole, e dall'altra c'è una ricerca e non si riescono a incrociare questi benedetti dati. Ma com'è possibile? Quindi che cosa deve fare l'impresa? Cosa deve fare il privato? Allora, noi abbiamo, il Veneto ha una particolarità che è anche in realtà un punto di forza, o quantomeno lo è stato fino adesso, che è in realtà le imprese, chiamiamole a gestione familiare, perché magari grandi imprese fanno anche le loro formazioni adeguate annualmente o biennali. Magari non è così purtroppo per le piccole aziende artigiane, che magari hanno una tipologia di lavoro anche importante, magari quindi hanno commesse da grandi aziende. Purtroppo lì magari la formazione latita, non per colpa loro, ma anche per un conto è avere 1000-2000 dipendenti, e allora riesci scaglionandoli a fare anche l'adeguata formazione. Sulle imprese piccole purtroppo no, e se non quelle, ad esempio salute e sicurezza, che quelli sono quei corsi fondamentali. Probabilmente si è inceppato la questione proprio sull'aggiornamento, anche sulle migliorie che ci sono in questi anni, in questi ultimi anni, che magari la tecnologia ci ha dato, e quindi magari purtroppo quando una persona, parlo in questo caso di un lavoratore e poi automaticamente anche l'impresa, esce dal mercato del lavoro, è molto molto difficile trovare la figura ideale. Poi la stessa problematica c'è anche, non so, nel mondo agricolo, in cui nel mondo agricolo si è creato la cosa diversa, che appunto loro avrebbero bisogno di tanti lavoratori, ma non si trovano, vuoi perché tanti lavori nel settore agricolo lo fanno stranieri, vuoi l'anno scorso, se ci ricordiamo, e anche quest'anno in maniera un po' minore, col lockdown non riuscivano a tornare in Italia, arrivare, e quindi serve manodopera, quindi c'è il rischio di un cane che si mangia la coda, e purtroppo chi ne rimette il tessuto economico, e quindi è una cosa molto anche paradossale, se uno ci pensa, però sarebbe proprio quello noi dovremmo creare una gestione del mercato del lavoro effettivamente tra domanda e offerta del mercato del lavoro. Purtroppo non è così, anche perché è molto spezzettato, non ci sono, adesso ci sono i centri per l'impiego e tante altre agenzie interinali, quindi un'azienda a chi si affida, ad esempio, a cercare, quindi anche lì va magari da un'impresa interinale, un'azienda interinale, però magari su quel settore non ha persone, quindi il mondo del lavoro è molto complicato in questo caso tra domanda e offerta, quindi...
Ecco, un suo parere, un vostro parere, insomma, come sindacato sulla regolamentazione di un'azienda dei riders, no? Di cui tanto si è discusso, si è parlato anche a livello nazionale, che sono delle figure, poverine, che tra l'altro ci sono tanti anche ragazzi laureati, tanti extracomunitari, insomma c'è una variopinta realtà che si adatta a svolgere un certo lavoro che non aveva nessuna regolamentazione. Adesso cosa è successo? Che cambiamento è stato fatto? È relativo a un'azienda che è divenuta a degli accordi oppure a tutto il mondo dei riders? No, allora intanto, in questo caso in Italia si applica l'erga omnes, quindi bene o male entrerà di fatto anche su altre aziende. Poi bisogna capire la tipologia su come se servirà un'avvertenza o no, insomma. Però è importante questo per dare dignità al lavoro, perché oggettivamente anche i riders, anche se muniti magari di partita IVA, ma erano quelle partite IVA che di fatto era un lavoro subordinato, sì. Quindi nel senso lo è sempre stato in Italia queste cose, purtroppo, che magari dovevi aprirti la partita IVA perché era una modalità non corretta, non consona, e il legislatore l'ha anche evidenziata, ma era una modalità per creare flessibilità e quantomeno anche da parte del datore di lavoro di avere magari meno dipendenti, insomma. Quindi magari, non dico perché è disonesto, ma quantomeno perché magari voleva investire su altre cose in questo caso. Quindi in questo caso il legislatore, e gli accordi soprattutto fatti coi sindacati, perché è stato firmato anche proprio un accordo che questi riders gli verrà applicato un contratto della logistica, e quindi... E cosa vuol dire, cosa implica questo? No, quindi saranno lavoratori dipendenti e avranno tutta la loro particolarità in base al contratto collettivo nazionale, alla quindi bilateralità presente, anche. certo, diritti e doveri, quindi è ben chiaro, i Cambia lavoratori... completamente. Tutti i riders, quindi a prescindere dalla parte quale possa essere l'azienda datoriale, che ce ne sono alcune, insomma, che conosciamo. Certo, poi ripeto, questo non è così immediato, cioè le aziende adesso di riders dovranno ben adeguarsi, poi anche qua insomma hanno i loro consulenti, poi certo. Vabbè, fatta la legge scoperta l'inganno, poi, ma dipende poi in realtà il legislatore, abbiamo visto che si basa molto, tra virgolette, anche sulle filiere, perché paradossalmente, faccio un esempio, chi produce qualcosa, tanto penso magari al vino piuttosto che anche da mangiare, non è detto che abbia una tipologia di contratto, ce ne possono essere due, tipo la cooperazione agricola piuttosto che quella industriale, perché bisogna capire se c'è una filiera dietro, ad esempio, quindi se l'imprenditore ha l'allevamento, quella può anche essere cooperazione agricola, se invece l'imprenditore li compra a monte, quello può essere industria, e cambia anche il punto di vista sia degli stipendi sia della previdenza, però insomma comunque le tutele ci sono, ecco, quindi ci sarà questa maggior tutela anche, anche in caso di incidenti. Assolutamente, che questo è un altro aspetto molto importante, la certo, tempistica. anche per una questione con l'INAIL e tutto, insomma, quindi e anche qua, come ho detto, diritti e doveri, insomma, quindi ci saranno tutte le varie disposizioni, anche per capire bene la questione del motorino, di chi è, di chi non è. Infatti anche questi mezzi o bicicletta che si vuole certo, sì, ma anche la gestione, perché i riders ne ho visti di tutti i temi, di tutti i tipi, tanto con la bicicletta, tanto in auto, tanto col monopattino, quindi quantomeno insomma saranno anche qua, ci sarà, anzi è già stato di fatto sistemato, e quindi anche loro potranno avere questi mezzi, o quantomeno potranno anche avere un ritorno, tipo un benefit per l'utilizzo di questi mezzi, se già li hanno. Quindi, insomma. Esiste anche una tariffazione oraria stabilita per legge, oppure relativa? Quello in base alla qualifica. Questo in base alla qualifica. In base alla qualifica, sì. Per informarsi, per avere informazioni, coloro che svolgono questa attività, cosa possono fare? Io consiglio ovviamente di venire nelle nostre sedi. Quindi il sindacato se ne occupa, li prende in carico? Sì. Anche quelli che hanno la partita IVA, perché comunque il sindacato, noi visto che... Allora, sì, perché sono molti con la partita IVA, a dire il vero. Sì, anche quelli che hanno la partita IVA, perché allora quelli che diventano lavoratori subordinati vanno nella categoria, in questo caso sono i trasporti che seguono la logistica, quindi se vanno in qualsiasi sede sindacale poi verranno indirizzati alla categoria dei trasporti. Quelli invece che hanno la partita IVA, abbiamo anche noi un servizio
per le partite IVA, sia ben chiaro, noi non ci sostituiamo a commercialisti assolutamente, sì, ma sono delle stiamo figure... parlando di quelle partite IVA esatto. che addirittura non arrivano nemmeno a dover fare la dichiarazione dei redditi, insomma, per questo, quindi quelle semplificate. Quindi hanno la tutela sindacale anche queste partite IVA che sono sì, abbiamo proprio anche la categoria degli atipici, lavoratori atipici. Infatti, che sono queste pseudo partite IVA, diciamo, più a livello fiscale. Tra le seguono i somministrati e gli atipici. Ecco, quindi questo è importante saperlo, perché tanti magari pensano di non avere rappresentanze di nessun tipo, non sanno dove sbattere la testa, invece questo è molto importante. Lei prima accennava alla zona del Polesine, una zona un po' particolare, perché c'è stato un insediamento produttivo, diciamo così, importantissimo, di un colosso che aveva fatto ben sperare per quanto riguarda l'occupazione, l'impiego anche e soprattutto di giovani. Poi però qualcosa si è rivelato che non andava così bene come poteva sembrare. Cosa è successo? Di cosa stiamo parlando? Voi ne avete più volte, vi siete espressi a riguardo, anche lei in modo particolare. Sì, è arrivato Amazon nel Polesine, un investimento importante, sia ben chiaro, caspita, quindi... Che è un po', cos'è la logistica, un po' logistico sì, quello lì addirittura è proprio il polo più grande del nord-est per la redistribuzione dei pacchi, quindi lì arrivano i pacchi, vengono smistati poi negli altri centri, perché ci sono centri un po' dappertutto, anche qua a Limena, c'è un centro a Verona, adesso ne stanno costruendo uno a Vicenza e uno a Treviso, quindi diciamo che per adesso nell'immediato e forse anche un po' oltre sarà quello il lavoro del futuro, più che altro perché vuoi la pandemia, spostamenti, vuoi anche poi mi auguro che la pandemia sparisca, i vaccini funzionino e riprendiamo la vita di tutti i giorni, però magari qualcuno... Ormai si è avviato un magari uno sta anche bene, dice vabbè, faccio il pantofolaio, ma mi faccio arrivare il pacco a casa, anche comodo, quindi figuriamoci. E l'avvento di Amazon è sicuramente stato positivo. Purtroppo però quello che è mancato è stata la gestione, nel senso Amazon è arrivato, si è insediato, però purtroppo manca tutta lo strato, la stratificazione all'interno, ci sono stati problemi di case, problemi magari anche di servizi, che sono tutte cose che andavano gestite prima dell'arrivo di un colosso. Sia ben chiaro, non è colpa di Amazon in questo caso. Infatti volevo dire, ma a questo punto uno viene da dire, adesso ne parliamo dopo la pubblicità così abbiamo più tempo, ma deve essere un lavoratore che ci pensa prima, cioè dico, se io ricevo un'offerta di un posto di lavoro, vedo che c'è un'opportunità, Canicattì, valuto prima se a Canicattì o negli immediati dintorni mi conviene andarci ogni giorno oppure trovare... Poi anche bisogna capire la tipologia del lavoro che... E poi esatto, del contratto che mi fanno. Che il contratto che mi viene fatto, quindi sono delle valutazioni da fare con grande attenzione. Da parte del lavoratore stesso, quindi attenzione. Pubblicità, poi torniamo insieme su questo e su altre questioni.